Massimo Gargano, Presidente ANBI, Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni. Al termine dell'Assemblea un clima distesa, di rinnovato confronto con le istituzioni. Io non credo che sia sfuggito al Ministro Catania, al rappresentante del Sottosegretario Fanelli, al Sottosegretario dell'Agricoltura, come questi consorzi di bonifica, questa rete di consorzi di bonifica sia in grado di rispondere oggi a quelle che sono esigenze e culture e valori che la collettività richiede. Da questo punto di vista le espressioni puntuali del Presidente nazionale di ANCI, del Rio, del Presidente del Consiglio nazionale Alemanno vanno nella direzione di stringere un rapporto molto più forte tra soggetti che proprio il modificato sistema istituzionale dopo la scomparsa delle province vede i soggetti portatori del valore della sussidiarietà e quindi di quel front office necessario ai cittadini esercitato dai consorzi di bonifica in maniera mirabile, così è stato definito. Da questo punto di vista il protocollo con le autorità di bacino, la sensibilità mostrata dall'Ordine Nazionale dei Geologi come pure da associazioni ambientaliste importanti quali Legambiente, infine le parole fortissime di plauso alle nostre attività e alla essenzialità per il territorio delle nostre attività da parte del prefetto Gabrielli vanno esattamente nella direzione di una rete di consorzi di bonifica che sia collocata nel futuro, nella innovazione, nel rispetto di quello che è un valore essenziale e che produce altri valori. L'acqua è un valore, produce altri valori, il cibo, l'ambiente, il paesaggio e quindi determina anche un valore economico ed occupazionale. Noi in questo ne abbiamo dimostrato di essere dei protagonisti. Da oggi quali sono i temi sul tappeto per lo sviluppo del territorio, per la salvaguardia dell'ambiente e per la tutela delle risorse idriche? La prima questione sulla quale ci dovremo andare ad occupare è quella di essere coesi con tutta un'altra serie di soggetti, a partire dal nostro Ministro dell'Agricoltura, nell'andare nella direzione di cambiare una cultura che vede nella cementificazione del suolo e quindi in effetti nel suo indebolimento, nel suo impoverimento una leva di sviluppo, niente di più falso, niente di più folle, niente di più in grado di generare non sicurezze ai cittadini. Da questo punto di vista il primo livello di impegno. Per quanto riguarda la vicenda gestione dell'acqua irrigua, vogliamo più terre da coltivare, vogliamo più acqua per le nostre colture, per i nostri animali e vogliamo consumarne di meno, siamo in grado di farlo, la nostra scommessa sul piano irriguo nazionale è una scommessa di futuro sulla quale indubbiamente gli altri soggetti istituzionali si sono dimostrati non solo attenti ma anche fortemente interessati. Altra questione sulla quale dovremo preoccuparci è sviluppare quella che è la nostra immensa potenzialità energetica. Non possiamo immaginare che soggetti che producono già oggi milioni di kilowattori di energia dal mini idroelettrico e fotovoltaico che non consuma suolo, che non produce anidride carbonica, quindi con un alto valore etico, non vengano liberati da una burocrazia in questo invero non idonea, vengano frenati ulteriormente nella loro immensa potenzialità e progettualità concreta. C'è un dato nuovo per l'ambiente italiano, il caldo africano, l'acqua c'è quest'anno ma non è sufficiente. Nuovi obiettivi, nuove battaglie? Assolutamente sì, e innovazione. Da questo punto di vista oggi aver citato un progetto veneto che sostanzialmente piglia l'acqua dai nostri canali quando l'acqua c'è, quando è in abbondanza e quando la dovremmo semplicemente sollevare per buttarla in mare, per rimetterla nei pozzi, per sollevare la falda freatica ed averla a disposizione quando serve, è una sfida che noi lanciamo proprio a una politica che non vogliamo più come politica dalla doppia morale, una sfida per dare l'acqua quando serve, una sfida per dare le sicurezze quando servono, con progetti veri concreti e non per fare dichiarazioni per l'opinione pubblica che di volta in volta sono nei confronti di risorse che non ci sono e abbiamo dimostrato che invece ci sono e che debbono essere spese, nel dare la propria sensibilità rispetto a 47 morti, tanto sono costate le alluvioni di ottobre e novembre, e poi mettere tutto nel dimenticatoio, doppia
doppia morale che dice troppa acqua in un periodo dell'anno e poi grida la siccità in un altro periodo. A questa doppia morale chiediamo invece una doppia attenzione. I consorzi di bonifica mettono in campo progetti concreti, veri, che servono alle imprese agricole ma servono soprattutto al territorio e ai suoi valori. Noi siamo andati oltre le imprese agricole, vogliamo servire un territorio perché riteniamo che dallo sviluppo e dalla esaltazione dei valori del territorio, ambiente, paesaggio, cultura, enogastronomia, cibo, possa ripartire un'economia e possiamo poi mettere in campo quella che è la nostra spending review. Grazie.